Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo giunti purtroppo all'ultima puntata in compagnia del nostro aerografo Mario Romani. Abbiamo, Mario, lungo questa settimana scoperto tantissime cose interessanti, anche perché ci guarda, anche per i giovani che ci guardano, che magari non conoscono questo strumento, perché in realtà, parlavamo di questo anche, non esistono delle scuole di aerografia. Questo è uno strumento che per esempio negli istituti d'arte, nei licei artistici o nelle accademie non è contemplato come classe di insegnamento, No. Tanto che tu mi dicevi che una volta hai proposto di tenere dei corsi assolutamente gratuiti. Ma non interessati ti respinsero la proposta, non è così? Sì, in un liceo artistico mi sono proposto, ma non tanto per prevaricare quelle che sono le altre linee, tecniche, cioè, ci mancherebbe, è per farla conoscere, perché è uno strumento che affiancato ad altre tecniche sicuramente può aprire la mente a chi lo utilizza e aprire anche scenari artistici diversi. E mi venne cortesemente detto che non rientrava nei programmi ministeriali, quindi a quel punto neanche gratis ti fanno entrare nella scuola. Io conosco molti ragazzi che vengono ai corsi, i quali mi dicono che frequentano licei artistici o le stesse accademie, dove rarissimamente lo strumento viene fatto vedere e basta. Chi lo utilizza a quel livello non lo sa utilizzare, per cui viene accantonato e non viene neanche preso in considerazione come strumento diciamo di espressione. E questo è un grosso male, perché in realtà l'artista non è lo strumento, ma è chi utilizza. Lo strumento è un mezzo, no? Lo strumento è un mezzo. E quindi ci sono questi corsi soltanto, questi singoli corsi che tu fai, dove li tieni? Ma io li tengo un po' in tutta Italia. Vai tu, ti sposti tu? Certo. Dall'antico detto, se la montagna non va a Maometto, è Maometto che va alla montagna. In realtà il tutto è nato con internet, con l'esplosione di internet nel 96. Io ho il sito che parla di aerografia, il primo che è stato aperto in Italia, nel 1996, una cosa che si può andare anche a vedere su internet, nei motori di ricerca, a vedere su Register. Il primo sito, 1996, è aerografo.com. Che è una vetrina importantissima. È una vetrina importante, perché attraverso questo sito molti che volevano imparare, mi scrivevano, non so, dalla Calabria, dalla Puglia, da Milano, da Torino, e dicevano: ma vedo che tu fai corsi a Ravenna, perché all'inizio, nei primi anni 90, io insegnavo solo a Ravenna. Dal 96 ho cominciato invece a muovermi, perché hanno cominciato a chiedermi di andare privatamente presso, diciamo, gruppi che si consorziavano. Poi ho cominciato a collaborare con le aziende, con gli negozi di belle arti, e quindi attualmente praticamente copro tutto il territorio nazionale e non solo, perché vado anche all'estero. E ci sono tanti giovani, abbiamo detto, in crescita. Tantissimi. Hai mai pensato invece di aprire una scuola tua qui? Sì, ci ho pensato. Ufficialmente una scuola dove si pratica lo strumento? Sì, certo. È un progetto, diciamo, al quale sto pensando da tempo, e siamo più in là anche del solo sogno, nel senso... E poi anche, come ti dicevo a te, come sono entrati nei programmi ministeriali? Visto che abbiamo usato questo i nuovi mezzi artistici come la video art, pronti a formare figure professionali come videomaker, o comunque tantissime tecniche assolutamente nuove, potrebbe essere Speriamo. un punto in più a favore del rinnovamento dell'arte stessa. Tu, l'abbiamo detto, sei molto conosciuto, e molto conosciuta infatti è una illustrazione che ci hai portato oggi, che vediamo alle nostre spalle. Sì. Qualcuno si ricorderà, qualcuno meno. Questa è una immagine che tutti abbiamo visto. Dove e perché? Allora, questa è un'immagine che è stata vista a fine anni 80, primi anni 90, che caratterizzava la campagna pubblicitaria delle calze San Pellegrino, che è uscita sui manifesti, nella grande, diciamo, distribuzione, sui giornali, eccetera. Ora, questa immagine era originariamente una fotografia.
Ad uno dei corsi di quegli anni, a uno dei primi corsi avanzati di quegli anni, i miei allievi mi chiesero di prendere spunto da qualcosa per poter realizzare qualcosa di iperrealistico con l'aerografo, dove ci fossero diverse tematiche, dove ci fosse lo sviluppo, non so, della cromatura, dove ci fosse l'incarnato, e a questo punto trovammo questa immagine su un giornale e abbiamo deciso di riprodurla. La cosa divertente è stata che dopo averla realizzata assieme, io ho fatto la mia chiaramente perché io faccio sempre vedere ai ragazzi come si fanno le cose, certo. E loro seguono un po' le mie dritte. La cosa divertente è stata che dopo aver realizzato questo disegno e averlo totalmente, diciamo, promosso come disegno preso da una fotografia, molti scambiavano l'originale della pubblicità per questo qui, quindi mi dicevano: ah, tu sei l'autore della campagna della San Pellegrino, allora chissà quanti soldi hai preso. No, cercavo di spiegare che questa era una riproduzione. Questo per dirti che a volte lo strumento come questo ti può consentire di fare, diciamo, di arrivare ad una quindi tu usassi questa immagine perché in realtà poteva contenere tutte le tecniche essenziali da mostrare ai tuoi allievi. Quella di sotto invece è particolare perché, se possiamo inquadrarla, si vede proprio diciamo uno strappo, la tela squarciata. Cosa rappresenta questa figura? Allora, questo qui diciamo che è un gioco, non è che rappresenti qualcosa in particolare, è un gioco che a me piaceva fare e che ero solito fare quando avevo tempo e quando anche tuttora ho tempo. È un po' il discorso che facevamo nelle puntate precedenti sul disegno non so, di Marilyn, dove avevo inserito delle cose legate magari alla sua figura e alle sensazioni che mi dava. In questo caso diciamo non c'è niente, non c'è un personaggio particolare, però ci sono delle forme surreali che un po' mi piacciono, in quanto poi sono molto influenzato da personaggi, artisti veri come, non so, Salvador Dalì oppure Magritte. Ecco, c'è molto di Magritte. Ecco, esatto, e quindi a me ogni tanto mi piaceva, visto che l'aerografo ti permette di fare queste cose, sovrapporre quello che sembra reale con qualcosa che di reale non ha per niente. Quindi questo aeroplano che in realtà volando taglia la tela, a me sembrava una cosa divertente e allo stesso tempo realizzabile ad aerografo in maniera efficace. Oppure trasforma in questo caso la pittura o in questo caso la grafica, l'illustrazione in un gioco divertente. Esatto. In questo caso era soltanto il divertimento, oppure trasformare la tela, non so, dello sdraio in un cielo un pochettino più azzurro, contrariamente a quello sopra che è grigio, ecco. Esatto. Quindi un messaggio così di positività, quando in realtà poi tutto quello che mi serviva nel fare questo era provare delle idee che avevo, insomma. L'effetto legno dello sdraio con tutte le venature sono, diciamo, sperimentazioni per far vedere come lo strumento ti consente di fare di questo tipo di cosa. Infatti è veramente interessante. Tu hai nominato Magritte, hai nominato Dalì, quindi degli esempi magari, una consapevolezza storiografica importante. Mi chiedo invece la tua esperienza, l'esperienza proprio biografica di Mario Romani. Come è avvenuto? Tu hai frequentato studi completamente differenti da lavoro che oggi pratichi, perché hai fatto il liceo scientifico, poi hai fatto la facoltà di ingegneria, non portandola a termine, ma quello è soltanto, diciamo, è soltanto relativo. Come mai ti sei avvicinato a questo mondo e soprattutto hai sempre avuto, anche da bambino, come reagivi alla passione per l'arte, per il disegno?
È tutto molto casuale, però noi diciamo così di solito, in realtà di casuale c'è ben poco, perché probabilmente c'è già una linea che ci viene tracciata quando nasciamo. Allora, riassumendoti, io quando ero bambino in vacanza andavo dai miei zii quando avevo 7-8 anni e avevo uno zio in particolare che dipingeva da dilettante e il mio sogno era di poter stare assieme a lui mentre lui dipingeva quando tornava a casa dal lavoro. Quindi io aspettavo tutto il giorno dai miei nonni, aspettavo che questo zio Giuseppe tornasse, anzi lo saluto che probabilmente mi vede, perché è ancora assolutamente in gamba, e aspettavo che lui tornasse per poterlo diciamo, vedere mentre dipingeva. Quindi devo dire che lui è stato veramente quello che mi ha influenzato. Io poi da quell'età ho continuato a disegnare sempre, poi per esigenze purtroppo geografiche, dove abitavo io non c'era il liceo artistico e quindi ho dovuto optare per un altro istituto, perché se no avrei dovuto andare in collegio. Ho sempre coltivato il disegno come una mia passione personale, senza mai però fino a un certo punto riuscire a fare degli studi specifici. Finito il liceo scientifico, i genitori mi avrebbero voluto ingegnere, i miei genitori, che saluto, ovviamente era molto più prestigioso avere un figlio ingegnere che non un naif sotto un ponte con il cavalletto che dipinge i paesaggi, e quindi in un'epoca in cui ancora i ragazzi non decidevano niente ma erano i genitori, mi hanno iscritto a ingegneria. Poi però ha prevalsa il mio spirito più creativo e non razionale, che purtroppo devi possedere in ingegneria, e lì però è stato anche un segnale, perché andando a Bologna, frequentando a Bologna, ho conosciuto un illustratore di Bologna, il quale mi ha cambiato la vita. Ecco, infatti è un tuo maestro, chi ti ha formato? Giuseppe Parmiani, un artista di Bologna bravissimo. A quell'epoca lui collaborava con Mediaset, le prime sigle animate del Biscione, Operazione 5 con Martelli, erano realizzate da illustrazioni che lui faceva quando io andavo a scuola da lui, quindi io gli vedevo fare le cose per Canale 5, il Biscione. Un'impronta importante. Esattamente, e lì io ho deciso di andare dai miei genitori, che è stata la fatica più grande, e dire: guardate, volete un cattivo ingegnere oppure volete uno che magari con un lavoro totalmente diverso, che gli piace, possa riuscire nella vita? E a quel punto loro hanno capito e mi hanno appoggiato, e adesso sono qua, non come ingegnere ma come insegnante di aerografia e come illustratore. Quindi tu non hai avuto una formazione accademica, diciamo, artistica, ti sei formato, come mi dicevi, come avveniva una volta un po', con i maestri di bottega. Esatto, perché io andavo a scuola da un pittore, come si faceva di solito, prima ancora di conoscere l'aerografo, quindi le basi del disegno, come si mischiano i colori, l'esperienza nella manipolazione delle tinte, anche nel farsele, l'ho imparata come si faceva una volta. Io andavo proprio a bottega da un pittore. Adesso qui vediamo una delle tue tantissime caricature. Questa di Ibrahimovic, perché sono un appassionato anche di calcio. E questa fa parte del libro che dicevamo, del libro del calcio italiano? No, perché a quell'epoca Ibrahimovic era ancora giovane, non era diventato famoso. Questa è una cosa fatta per la Gazzetta dello Sport molto successivamente. Però, essendo stato sempre appassionato anche di calcio, sono riuscito a sposare due cose: il fatto di essere, diciamo, illustratore e di divertirmi anche a fare le caricature, col fatto poi di seguire coloro diciamo, a cui ero legato dal punto di vista della passione calcistica, insomma. Allora Mario, volevo porti le ultime due domande e poi purtroppo chiudiamo. Una è: se tornassi indietro, rifaresti lo stesso percorso o magari sceglieresti di frequentare un'accademia di belle arti e avere così un tessuto teorico importante?
Ma io dico sempre no, probabilmente siccome il caso mi ha messo di fronte a questa strada, io sono contento di questa. Tornare indietro per scegliere una strada diversa non sono sicuro che poi porterebbe alla stessa soddisfazione, perché io molto spesso vedo persone che scelgono una strada e che poi nell'arco del tempo si rendono conto che non è esattamente quello che a loro Quindi piace. Diciamo che sei soddisfatto? Sì, direi proprio di sì. L'altra domanda è, ci sono delle mostre, hai mai esposto in delle mostre i tuoi lavori? Ho fatto delle mostre, ho iniziato alcuni anni fa a Ravenna, che ho fatto una personale a Ravenna, che però nel caso mio sono sempre mostre legate più che altro alla promozione della tecnica, perché in realtà le illustrazioni che io faccio molto spesso sono su commissione, quindi non ho materialmente, diciamo, tante illustrazioni, tanto materiale da esporre. Quindi diciamo che sono delle mostre volte a far conoscere la tecnica dell'aerografia. Ho fatto a Roma qualcosa a Roma e sono situazioni durante le quali appunto la gente capisce che cosa si può fare. Con l'aerografia. Esatto. Bene Mario, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato qui con noi, saluto il nostro pubblico a casa e mi raccomando la prossima settimana con un artista differente. Ciao!